Carissimi amici del canale YouTube e della pagina Facebook, Napoli è sempre bella 2, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti gli iscritti ai nostri siti. Imprevista ma importantissima vittoria nell'andata della semifinale di Coppa Italia allo stadio Meazza o San Siro di Milano. Il Napoli batte l'Inter per 1-0 con un grande gol di Fabian Ruiz. Una vittoria imprevista perché naturalmente dopo la sconfitta interna in campionato contro il Lecce, dove il Napoli è riuscito a prendere addirittura 3 gol dalla squadra leccese, nessuno si aspettava un Napoli così concentrato come quello che abbiamo visto a San Siro in questa importante semifinale di Coppa Italia. Quindi il Napoli ha portato a casa una vittoria imprevista e importantissima per poi naturalmente confrontarsi nuovamente con i nerazzurri nella partita di ritorno allo stadio San Paolo. Ma per il momento il Napoli mette dentro questo gol che alla fine sarà importantissimo naturalmente per decidere chi tra Napoli e Inter andrà a disputare la finale di Coppa Italia. Un Napoli che vince con le grandi, batte le grandi, quindi grande con le grandi e piccolo con le piccole. Ma perché? Perché questa squadra riesce a battere il Liverpool, riesce a battere la Lazio in Coppa Italia, riesce a battere la Juventus in campionato, riesce a battere l'Inter in Coppa Italia, 4 corazzate, 4 squadre importanti e poi perde regolarmente al San Paolo, addirittura contro il Cagliari, il Lecce, il Bologna e compagnia bella. Ma perché questo Napoli è grande con le grandi e piccolo con le piccole? Beh, alla Marzullo si faccia una domanda e si dia una risposta. Io mi sono posto la domanda e mi sono dato la risposta e vi dico la mia motivazione, secondo me, perché succede questo. Naturalmente potete essere non d'accordo con me, ci mancherebbe altro. Dite la vostra opinione sotto i commenti di questo video e io vi dico secondo me perché il Napoli è grande con le grandi e piccolo con le piccole. Secondo me perché? Perché se ci avete fatto caso e vi ricordate le partite che vi citerò, sicuramente un po' di ragione me la darete. E allora, contro il Liverpool, contro la Lazio, contro la Juventus e anche questa qui contro l'Inter, io ho visto la stessa tattica di gioco, cioè ho visto lo stesso modo di scendere in campo da parte del Napoli, l'impostazione della partita, e cioè quale? Prima di tutto il rispetto per l'avversario, quindi cercare dal centrocampo alla difesa di stare molto uniti, concentrati nel cercare di non prendere gol e giocare così di rimessa appena possibile in contropiede, cercare di metterla dentro, perché anche con un solo gol, come è capitato con l'Inter, si possono vincere queste partite importanti, come capitò lo stesso anche con il Liverpool, eccetera, eccetera. Quindi secondo me la risposta è proprio questa, cioè il Napoli dovrebbe giocare come ha impostato queste 4 partite, anche se con il Liverpool c'era Ancelotti e non Gattuso, ma se ricordate quella partita fu molto simile alla partita con la Lazio, a quella con la Juve e quella con l'Inter. Un Napoli accorto, centrocampo e in difesa, con una difesa della porta molto concentrata e poi di rimessa giocare in contropiede.
Beh, sicuramente però una cosa è certa, che il Napoli ha portato a casa una vittoria importantissima. È vero che a questo punto c'è tutto da vedersela allo Stadio San Paolo, perché la squadra nerazzurro è una vera e propria corazzata, ben messa in campo da Conte, che è un grande motivatore come Gattuso, e naturalmente il 50 e 50 diamo all'Inter e al Napoli la possibilità di poter accaparrarsi la finale. Ma secondo me il Napoli adesso con questa vittoria a San Siro parte leggermente avvantaggiato, anche se, ripeto, c'è tutto da vedere. Intanto però il Napoli ha fatto questa impresa, quella di vincere a San Siro, che nessuno se lo aspettava. Dobbiamo essere sinceri, noi tifosi napoletani. Dopo la brutta figura al San Paolo in campionato contro il Lecce, nessuno si aspettava di vedere a San Siro un Napoli così concentrato, ma invece così è stato. Buon per noi, buon per la nostra squadra, che naturalmente adesso ha grosse chance, grosse possibilità di poter andare in finale. C'è ancora tutto da vedere, ma è importantissima questa vittoria perché dà una possibilità in più al Napoli di raggiungere la finale, che poi questa Coppa Italia è importante mai come quest'anno, perché è l'unica strada per questo Napoli per entrare e giocare in Europa il prossimo anno. E allora quindi arrivare in finale, e poi naturalmente, anche se è tutta da disputare, da vedere, però è l'unica possibilità per il Napoli di giocare in ambito internazionale il prossimo anno. E allora, cari amici, festeggiamo insieme e sentiamoci almeno adesso contenti e soddisfatti per questa bella vittoria del Napoli contro l'Inter. Riaspettiamo la partita di ritorno allo Stadio San Paolo con fiducia, però il Napoli anche in quel caso non dovrà peccare di presunzione, come non dovrà peccare di presunzione, cioè sottovalutare l'avversario, cercare già dal primo minuto di metterla dentro e di segnare 1, 2 o 3 gol, come cerca sempre di impostare la partita contro le piccole, ma deve giocare come ha giocato a San Siro, e cioè molto attenta a non prendere gol e poi di rimessa metterla dentro. Certo è che il gol di Fabian Ruiz è stato veramente un gran gol. Sinceramente io Fabian Ruiz negli ultimi tempi l'ho un po' criticato perché non ha dimostrato quest'anno che il gran giocatore che abbiamo ammirato e visto lo scorso anno. Quest'anno Fabian Ruiz, forse anche per questo Gattuso l'ha lasciato un po' in panchina, e insomma praticamente ha lasciato molto a desiderare. In questa partita l'ho visto molto come dire attivo a centrocampo, ho visto che distribuiva palloni e si faceva vedere spesso. Alla fine poi ha sempre come dire ragione lui quando gioca in questo modo, perché ha messo dentro una palla e un gol importantissimo in un modo stupendo, con un tiro a giro di sinistro che si è andata ad insaccare nella sinistra del portiere, alla sinistra del portiere interista, in un modo imparabile. Quindi complimenti a Fabian Ruiz, finalmente è ritornato il campione che conosciamo e che sappiamo. Speriamo di averlo ancora così per il prosieguo di questa stagione, perché il suo contributo sarà veramente determinante. Sinceramente io in questa partita i complimenti li devo fare a tutta la squadra, ma chi mi è piaciuto veramente tantissimo è stato Demme al centrocampo, questo calciatore
dopo appena poche partite veramente entrato in sintonia con la squadra in modo incredibile e sono sicuro che il prossimo anno diventerà veramente il gioiello del Napoli. Mi è piaciuto tantissimo anche Mario Rui, che quest'anno sta facendo una stagione straordinaria. Secondo me è sempre uno dei migliori in campo, anche se oggi non ha spinto tanto come le scorse partite, ma per il modo in cui il Napoli ha giocato, chiaramente Mario Rui, anche lui, era un po' limitato con le sue scorazzate. Quindi complimenti a tutti, anche a Ospina si è comportato molto bene, anche se non capisco perché Gattuso lo vuole sempre al posto di Meret e ha messo Meret in panchina, perché è evidente, si vede che Gattuso ha scelto Ospina come primo portiere. Su questo non sono d'accordo, anche se Ospina si sta comportando molto bene, perché Meret è un giovane grande talento, un grande portiere, ma rispettiamo l'idea dell'allenatore, lui vive con la squadra, sa bene le cose come stanno, noi possiamo commentarle, ma possiamo sbagliarci proprio perché non viviamo lo spogliatoio. Quindi un grande Napoli, un Napoli accorto, attento, ben messo in campo, che appena avuto l'occasione giusta l'ha messa dentro e quindi ci porta da San Siro questa bella vittoria che è di buon auspicio per cercare di entrare nella finale di questa Coppa Italia. Adesso ci aspetta una partita, quella con il Cagliari, per quanto riguarda il campionato, una partita molto difficile in un ambiente molto ostile contro i napoletani e il Napoli. Quel di Cagliari è stata sempre una sfida molto particolare, molto sentita dai tifosi del Cagliari, quindi il Napoli troverà il solito ambiente a Cagliari, ma se secondo me giocherà e scenderà in campo nello stesso modo in cui vi ho detto, come contro il Liverpool, la Lazio, la Juve e l'Inter, cioè cercando prima di non prenderle e poi in contropiede di rimessa cercare di metterla dentro, perché anche con un gol si può portare a casa il risultato pieno. Speriamo bene che il Napoli abbia capito quello che penso io e quindi farà questa partita molto accorta a Cagliari, proprio perché è una partita molto difficile. Io sono fiducioso perché, come ho capito io e molti di voi questa cosa, se l'ha capita l'allenatore e la squadra, con questo modo di giocare molto attento il Napoli può veramente fare degli ottimi risultati anche in campionato e non solo con le grandi ma anche con le piccole. Cari amici, godiamoci questa bella vittoria, sono tante le speranze per la finale, è tutto da vedere, aspettiamo la partita di ritorno al San Paolo contro l'Inter per quanto riguarda la Coppa Italia, ma adesso testa a Cagliari per questa importante partita contro i cagliaritani. Cari amici, grazie per la vostra visione, un abbraccio a tutti e come sempre vi dico, al di là di qualsiasi risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.